Allora, per finire l'ultimo video andiamo a vedere i blocchi di formattazione, quelli più fichi. Allora, inseriamo blocchettino, andiamo a cercarci gli elementi del layout. Allora, in primis possiamo andare a creare un gruppo. Il gruppo è un insieme, ovviamente, di elementi, è stato aggiunto con WordPress 5.3, possiamo avere anche una larghezza ampia, vi ricordo che però vale lo stesso discorso, cioè questo è dipeso dall'eventuale tema che state usando, e qui dentro posso andare ad inserire altri gruppi di cose. Per esempio, che ne so, questo blocco qui posso andare ad inserirci praticamente tutto all'interno, è una specie di section se vogliamo, ok? Allora vado a eliminare questo e andiamo a strutturare. Allora, elemento di layout utilissimo sono ovviamente media e testo, questo io lo sto usando un sacco. Allora, media e testo può essere raggruppato ovviamente con altri contenuti, qui posso cambiare l'allineamento, solite robe come abbiamo visto prima, può essere trasformato in altri gruppi, qui possiamo andare ad invertire eventualmente, qui possiamo definire allineamenti verticali, align item di Flexbox, qui solite impostazioni. Allora, qui abbiamo impostazione di colore per andare a riempire il blocco, qui abbiamo delle avanzate. Per esempio, state usando il mio tema, potete aggiungere una classe fade per farlo apparire con una dissolvenza in entrata. Importante, ricordatevi lo stack su mobile, se mettiamo la spunta su questo, quando vado in mobile vanno uno sotto l'altro. Qui posso trascinare e caricare direttamente un media qui dentro, oppure qui posso andare ad inserire dei titoli, vediamo. Il mio titolone, lorem, poi vado sotto, metto un paragrafo, bli e vado sotto e continuo ad aggiungere contenuti che voglio. Qui vado a prendermi dalla libreria un'immagine, faccio seleziona. Se vado ad aggiornare la pagina, questa immagine apparirà con questo blocco, vedete? In questo modo ce n'è mostrata tutta l'immagine. Se invece voglio che questa immagine non sia un'immagine caricata in HTML, ma sia una cover, un background, per riempire tutto lo spazio del testo qui a fianco mi basta cliccare qua e fare ritaglia l'immagine per riempire l'intera colonna. E qui possiamo definire la posizione come una cover, come abbiamo visto prima. Posso anche aggiungere eventualmente un colore di sfondo, andare a personalizzare eventualmente il colore se non è presente tra quelli che ho già. Se vedete, se vado a ricaricare in questo modo, l'immagine adesso è uguale perché ho lo stesso testo, ma ora è una cover, non è più un'immagine caricata come HTML. Poi ovviamente da qui posso andare a rimodificare eventualmente se voglio cambiare l'immagine. Altro elemento super figo che troviamo, ma lo trovo anche qui, sono le colonne. Le colonne hanno queste impostazioni. Questa è stata aggiunta con la 5.3, quindi io posso o salto questo step oppure posso scegliere come fare le mie colonne direttamente da qui. Allora potrei avere per esempio un article aside, tipo, oppure due colonne a 50 o una situazione con questo tipo di colonne. Allora prendiamo, che ne so, 3 colonne come avevo fatto prima. Da qui posso andare a gestire le percentuali delle colonne, le dimensioni delle colonne, però se facciamo un clicchettino qui sulla voce colonna, ecco, questa è una cosa ancora abbastanza scomoda, vedete, posso anche decidere di aggiungere, modificare colonne. Attenzione che se avete 3 colonne e le portate a 2, avete già fatto i contenuti, ovviamente i contenuti della terza colonna verranno automaticamente cancellati. Adesso porto un attimo, 2 colonne, ok, qui si possono aggiungere le classi, dentro ogni colonna posso andare con l'append ad inserire titoli, paragrafi, quello che mi pare, come abbiamo sempre fatto, eccetera eccetera eccetera. Tutti i contenuti di cui ho bisogno, sono tutti abbastanza responsive, dico abbastanza perché ogni tanto qualcosina da mettere a posto CSS ancora ce la ritrovo. Non so se tanto è dipeso dal mio tema custom o se comunque, essendo perennemente in beta, Gutenberg insomma qualcosina da sistemare ancora c'è. Vi faccio notare poi che ovviamente gli elementi appaiono tutti appiccicati e udite udite c'è lo spacer, però abbiamo molto utilizzato e molto comodo, che troviamo tra gli elementi del layout, che altro non è che un div con della formattazione in linea che mi permette di generare dello spazio tra un elemento e l'altro. Può andare anche a scriverlo qui, che ne so, facciamo 70 pixel canonici, ok? Questo elemento poi lo posso andare a spostare, basta che clicco qui, così mi sale su e ce lo caccio in mezzo. Ne ho bisogno di un altro appena sotto, clicco qui, duplico questo, me ne fa 2 e il secondo lo sparo sotto, aggiorno e adesso vedrete che abbiamo uno spazio qui
ma c'è già uno spazio anche qua sotto. Verifichiamo subito. Vedete, se vado a prendere il puntatore abbiamo i due blocchi che sono stati fatti, lo spazio, VP Block Spacer. Tutti gli elementi di Gutenberg si chiamano VP Block trattino qualcosa, e questo ci permette anche di poterli personalizzare. Qui abbiamo il blocchettino colonna, abbiamo fatto prima, qui c'è la colonna vuota naturalmente, qua sotto c'è l'altro spacer che vedete ha un padding di 70 pixel. No, in realtà ce ne sono due, perché forse ho contato qualcosa. Ah no, scusatemi, questo è proprio il mio, questo è proprio il mio del tema, non c'entra la mazza. Ok, ottimo. Posso decidere di andare poi a raggruppare tutti questi elementi, mi basterebbe selezionarli tutti e trasformarli in group. Andiamo avanti con altri elementi molto utili. Se vado a cliccare qui e torno agli elementi del layout, abbiamo l'introduzione di pagina, leggi tutto, il separatore è un HR, insomma queste qua sono cazzottine che non le uso praticamente mai. Abbiamo la sezione dei pulsanti. Io posso aggiungere pulsanti dove vado a scrivere il testo e avanti. Read more. Ok, qui posso andare a incollare un URL di destinazione, oppure posso digitare una pagina, mi viene proposta, dico vai, clicca qui. Ok, perfetto. Personalizzazione stile. I pulsanti sono con degli stili predefiniti. Bordo in evidenza, vediamo che cazzo è. Riempi, non impostato. Scusate, queste sono impostazioni nuove. I pulsanti avevano delle altre impostazioni. Ah, eccolo qua, ok. Quindi qui abbiamo il target blank, qui c'è il link rel che se faccio il target blank viene inserito automaticamente. Le avanzate, raggio del bordo, qui posso andare a modificare i bordi. Questa è stata aggiunta, prima invece c'era la possibilità di scegliere 3 diversi tipi di pulsante, cioè pulsanti normali, pulsanti con trasparenza e pulsanti completamente arrotondati. Personalizziamo i colori senza nessun problema. Anche in questo caso io adesso vado ad aggiornare, però vedrete che il pulsante insomma terrà una forma abbastanza standard, perché il mio CSS li forza tutti quanti, cioè potete fare quello che vi pare, tanto qua vengono tutti fatti così. Non c'è nessuna differenza. Potrei, volendo, andare ad aggiungere, vediamo, una classe, perché io so che c'è la classe inverse all'interno del mio tema. Se faccio aggiorna, vado a ricaricare, vediamo cosa cambia. Un cazzo, fantastico. Però vedete, in questo modo ho aggiunto, verifichiamo, cosa molto utile, una classe al pulsante, vedete, dove? Di class VP Block Button is style field inverse, ok? Che in realtà qui non me lo prende perché io dovrei assegnarlo direttamente al marcatore A da tema mio, ma va bene, non importa. Ok, qui si pongono solo le problematiche dei conflitti con il tema, quando il tema comunque è costruito con determinate dinamiche. Fantastico. Allora, poi vi faccio vedere altre 2 o 3 cazzattine rapide che magari mi dimentico. Quindi, allora, potrei andare a definire dei paragrafi, quindi scrivo paragrafo 1, vado a capo, poi scrivo paragrafo 2. Vedete che se non scrivo nulla, se non seleziono mi fa il paragrafo. Se decido che queste devono essere delle liste, io le posso per esempio andare a pigliare così, e poi teoricamente mi permette, no, ma che faccio? Mi permette di andare a modificare eventualmente, così, ok, molto meglio, mi permette di andare a modificare e trasformare tutti i paragrafi in un elenco molto velocemente, anche questo è molto comodo. Sui marcatori H è possibile creare, che mi sono dimenticato di farvi vedere, un'ancora di testo, vedete? Se vado alle avanzate, oltre al CSS, qui abbiamo la possibilità anche di andare a creare un'ancora da collegare direttamente a una sezione della pagina. Ulteriori informazioni, ci sono sempre dei link di riferimento che potete andare a vedere, che vi aiutano a fare tutti i perché e i per come. Allora, in conclusione, quello che dobbiamo capire è che Gutenberg è il futuro di WordPress. Quindi ci piaccia o non ci piaccia, ciò che viene inserito in Gutenberg ci permette e ci permetterà di costruire sempre di più delle dinamiche all'interno del nostro sito web senza dover ricorrere a risorse esterne o plugin di terza parte. Vi ribadisco il grandissimo vantaggio, per questo vi invito anche a conoscerlo, impararlo e utilizzarlo. È completamente integrato nel core di WordPress. Questo vuol dire che non ha paura degli aggiornamenti, se cambiate tema risponderà perfettamente ai contenuti, a differenza dei builder di terza parte, e soprattutto è leggerissimo. Sicuramente ha bisogno di crescere ancora un bel po' per certi versi, però insomma sono state apportate veramente tante modifiche già dalla versione 5.2 e 5.3. Non oso immaginare quando arriveremo alla 6
dove probabilmente verranno implementati strumenti per header, footer, blocchi widget predefiniti, multilingua nativo, insomma c'è un universo di roba che sta arrivando. Non vi prendete indietro, ma cercate di stare sul pezzo e imparate Gutenberg e ricordatevi, aggiornate sempre il vostro sito web all'ultima release, ok? Aggiornate i plugin, mantenetelo sicuro, bello, fresco, pimpante, che vi dura 100 anni. Signori, è tutto, è stato un piacere, vi saluto e ci vediamo alla prossima serie di video tutorial. See you next time!